Marconi e Sapori, tutto il gusto alla radio. Marconi e Sapori, ritorniamo a parlare di gusto a Radio Marconi ancora con Samantha. Buona giornata, buon venerdì a tutti. Lo sapete che c'è il carnevale, no? E lo sapete che uno dei più bei carnevali al mondo è quello di Venezia. Prima di arrivare alla fase, al momento clou del carnevale di Venezia, che sarà fra all'incirca una decina di giorni, c'è un appuntamento da segnalare per questo sabato. All'interno del carnevale, che quest'anno ha come tema il carnevale dei sei sensi, c'è un appuntamento goloso, la seconda edizione di Campo del Gusto, un progetto realizzato in collaborazione con la Regione del Veneto e l'assessorato alle politiche dell'agricoltura e del turismo. Durante questo carnevale appunto dei sei sensi, i migliori chef veneti terranno delle lezioni di cucina aperte al pubblico a Campo San Geremia, il sestiere di Canareggio dedicato appunto al gusto. Uno dei protagonisti di queste lezioni aperte al pubblico è Paola Budel, bravissima chef veneta, già executive chef al Principe di Savoia di Milano, che abbiamo con noi al telefono. Ciao Paola. Ciao, buongiorno. Veneta doc, anzi bellunese doc, siamo conterranee, però insomma tu hai fatto una carriera mica male, partendo da Gualtiero Marchesi e arrivando adesso intorno a Venezia. Ti presenti un po' al nostro pubblico? Sì, diciamo che la mia prima esperienza è stata proprio al Dolada di Pieve del Pago, per cui insomma con radici bellunesi, e dopo da lì ecco, ho avuto appunto l'occasione, l'opportunità, la grande opportunità di entrare nella grande brigata di Marchesi ancora quando era in via Bonvesin della Riva, certo. E poi da lì appunto qualche tempo a Londra dai fratelli Roux al Gavroche, e poi un po' di Germania, poi un po' di Oriente. Ecco, sono rientrata per qualche anno ancora a Milano, è una bellissima città che io veramente adoro. C'è stata appunto questa parentesi anche al ristorante Giannino con Davide Oldani, e sempre poi a Milano l'esperienza appunto importante che tu hai già citato appunto al Principe di Savoia, sì. Sembra che hai 75 anni, in realtà sei giovanissima. Beh, non così giovane, diciamo che il tempo passa un po' per tutti, sì. Quest'anno sono ben 40, quindi non è più... Siamo anche coetanee, pensa a te. Ecco, adesso invece ti sei riavvicinata a casa, sei tornata in Veneto per prendere parte a una grande avventura della famiglia Bisol, produttori di Prosecco, che spesso abbiamo nostri ospiti perché organizzano davvero tanti eventi d'eccezione che hanno come protagonista il vino. E a primavera sarai anche lo chef del ristorante Venissa a Mazzorbo, che è una splendida isola veneziana dove la famiglia Bisol ha recuperato un'antica vigna murata, vero? Certo, ma in effetti ecco, sarò lo chef, ma anche assieme al mio fidanzato, proprio insomma, le persone che gestiranno sì. quel tipo di situazione, perché al di là appunto, come già spiegato, c'è un vigneto ripreso, la Dorona, quindi veramente un bellissimo progetto che la famiglia Bisol ha intrapreso. Ci saranno anche 6 camere, un bel salone per eventi, sarà davvero sì, saremo a Venezia, ma sarà qualcosa che Venezia non ha, sarà veramente una novità e sarà veramente di un bellissimo impatto. E poi soprattutto anche una cosa che è interessante è che all'interno ci sarà anche la sede regionale di Slow Food, per cui ecco grande valorizzazione a quelli che sono proprio i prodotti con i presidi, quindi veramente grande qualità e ricerca. Ma veniamo poi all'appuntamento invece di domani a Venezia, che se vuoi comunque è una continuazione del lavoro che stai facendo appunto con la famiglia Bisol. Domani terrai appunto una lezione di cucina aperta al pubblico in Campo San Geremia all'interno di questa seconda edizione di Campo del Gusto all'interno del Carnevale di Venezia. E quale sarà il piatto che tu proporrai? Beh, siamo a Venezia, quindi non potevo non dar lustro appunto a quelli che sono i prodotti ittici, quindi sarà un piatto incentrato a valorizzare la pesca del periodo, quindi di Carnevale. Sarà un piatto un po' stravagante, dove ci sarà un gioco di consistenze, dove farà appunto tipo un biscotto con le cozze abbinato al tarassaco, ciccioli croccanti bagnati con il cartizze, quindi Bisol, e poi appunto una cornucopia fatta con una pasta di calamaro, e poi all'interno appunto dei pesci, dai sardoni alle moecche, a tutto ciò che troverò appunto quella giornata, e li farò essiccare, quindi molto croccanti, abbinati invece a un brodo bollente di questi pesci con varie consistenze. Ecco, e tu insegnerai poi a quelli che saranno lì presenti a fare questo piatto, perché è proprio una lezione con tutti i crismi. È una lezione, sicuramente non c'è la parte
parte di laboratorio da parte di queste persone, perché non potrà essere replicata da parte di, mi dicono, insomma, saranno presenti oltre un centinaio di persone. Vabbè, certo. Quindi sarà appunto visionata, sarà molto chiara, appunto vista su vari video, dove io appunto spiegherò dall'inizio della preparazione alla fine quello che avverrà, quali sono proprio le tecniche per finalizzare il piatto. Poi uno a casa poi cerca di riproporselo, insomma. L'appuntamento è dalle 14:30 alle 16 a Campo San Geremia a Venezia, all'interno appunto della seconda edizione di Campo del Gusto con Paola Budel. Però poi nell'arco della giornata ci saranno altri chef veneti che faranno altre lezioni con altri piatti, quindi insomma la giornata è davvero interessante. Se si vogliono avere maggiori informazioni basta andare su carnevale.venezia.it. Benissimo, quando aprirete il ristorante Venissa a Mazzorbo allora ti avremo di nuovo ospite. Grazie Paola. Con piacere, ciao.